Vaccini e tamponi, una pressione sui dipartimenti di prevenzione indubbia ed è per questo che il segretario generale alla sanità del Veneto, Luciano Florri, spedisce al mittente le accuse di disorganizzazione. Ricorda che dall'inizio della crisi sanitaria sono state assunte più di 7.000 persone, di cui 2.743 a tempo indeterminato. Le accuse di disorganizzazione dei dipartimenti di prevenzione le respingo al mittente, perché nessuno è in grado di immaginare lo sforzo che in questo momento il sistema e i dipartimenti di prevenzione stanno sopportando per gestire migliaia di persone positive a domicilio, mai avute. Vi ricordo che noi nel dicembre 2020 avevamo 100.000 persone, oggi ne abbiamo 270.000 da gestire. Non abbiamo mai avuto una campagna vaccinale come questa, una campagna di tamponi come questa, un numero di classi delle scuole, classi scolastiche, degli asili, delle scuole materne da gestire, e quindi dire che non funziona il sistema dell'igiene pubblica mi pare non tanto gratuito ma sbagliato, perché oggi è la dimensione dei casi di positività e dei casi da gestire il vero problema, non l'inadeguatezza dell'igiene pubblica, che invece sta dimostrando forza e precisione in quello che fa, e credo che debba essere continuo riferimento anche di fiducia per i cittadini e non generare incertezze che oggi non hanno motivo di esistere. Ci sono 12.000 classi in quarantena ed una mole di testing impossibile da eseguire, nonostante la collaborazione delle farmacie, delle strutture convenzionate e dei medici di medicina generale. Quest'ultima categoria in realtà partecipa solo a poco più del 10% e due sigle sindacali annunciano addirittura lo sciopero delle ricette elettroniche. Si va verso un servizio informatico regionale uniforme per il quale sono già stati stanziati i fondi, ma non può essere, dice Flor, un alibi per rifiutare la collaborazione. Sì, c'è una situazione un po' di equivoco rispetto sia allo sforzo che stanno facendo le aziende e in particolare i dipartimenti di prevenzione, per non parlare di ospedali, e qualcuno che dopo aver contestato le ordinanze del Presidente della Regione avanti al TAR e avendo avuto torto al TAR, oggi paventa un fantomatico sciopero informatico. Io chiedo di riflettere bene e di essere responsabili, in ogni caso non sono d'accordo. Però i medici disponibili sono pochi rispetto al computo complessivo, e così anche i pediatri di libera scelta. Diciamo che nella medicina generale ci sono degli eccellenti esempi, ma che c'è una risposta che definirei a numero variabile rispetto alle esigenze che oggi ci sono. Malumori che serpeggiano anche tra il personale infermieristico, ma tra le criticità in atto c'è anche l'assenza per positività degli stessi operatori, circa 2.000. Quanto al dato del contagio, sembra che si sia raggiunto il cosiddetto plateau, con timidi segnali di discesa.